E sempre due ragazze in barriera per Zangari. Ultimi dettagli dell'arbitro. Arriva il fischio, arriva anche il destro! Ed è un gol bellissimo! Quello del Trastevere, che al quinto minuto sblocca il big match, è 0-1. Poi viene incontro Lorè. Arriva il cross in area di Antonelli, svetta la numero 3, poi di testa! Raddoppia il Trastevere! Inizio shock per la Roma Calcio Femminile, 0-2. Antonelli passa ancora, Serao con calma, vuole girarsi, Serao, dribbling, Serao! Un gol fantastico! Fantastico di Serao! È 0-3, ma che partita sta facendo il Trastevere! Non è finita, Serao non aggancia la sfera, poi il pallone è per Tarantino, traversa! E poi Antonelli non ci arriva, libera Centini. Prima di tutte Lorè, poi il destro di Coppola. Possesso comunque e ancora del Trastevere. Tarantino in area per Serao. Serao se ne va. Serao! Che partita del Trastevere! Che partita di Eleonora Serao! E al 30° è 4-0. Uno sguardo in area. Arriva il cross. Il pallone che viene limitato. E poi Serao. Giacobbi di testa, Giannabetti, ancora Giacobbi, trova il sombrero, poi si aiuta con le mani la numero 4, pallone proprio per la numero 10, arriva il cross perfetto per Sclavo, il pallone che giunge a destinazione, manita del Trastevere, ha segnato Sclavo, è 5-0. Parte il traversone di Giacobbi, traversa il pallone che poi schizza fuori. Il giro palla va diretta da Mileto, si fa ingolosire dalla conclusione, traversa, il pallone rimane lì per Dallago che lo spedisce in gol, ma il gioco è fermo, fuori gioco. Ci sono gli abbracci in panchina del Trastevere, Ciferri abbraccia tutti, finisce qui, il Trastevere vince dilagando per 5-0 contro la Roma Calcio Femminile nell'assegno di Lorè, Giannabetti, Sclavo e la doppietta di Eleonora Serao.